due segni divino ti danno un gli alberi non sono altro che fasti divino giranti. Se ci metti due tipi là sotto saranno brillanti. L'erba è sempre verde, si vede in un punto lontano. Non si scappa dove il buon Dio è una reale Tanti anni fa, 7 giorni, 2 ore, 15 minuti, in un paese in mezzo a mezza strada viveva una principessa di nome Iselotta. Aveva i capelli d'oro vecchino e per questo era sempre molto triste, perché aveva paura che uscendo di casa qualche ladro potesse rubare i capelli e la rendesse pelata. Che bei capelli, principessa! Brillano così tanto che sembrano l'oro. Zitta, zitta, non urlare, non vorrai mica che qualcuno che passi nel giardino ci senta. Ma no, ma che ho detto? E siete bellissima, principessa! Ma siete pallida! Mi sembra un fantasma! Non volete mai uscire dal castello? I vostri capelli sono color del sole e sembrerebbero ancora più dorati. Zitta, zitta, ma sei impazzita. Se tutti ci sentono, se ne vorranno rubare e io rimarrò pelata. Ma no, non succederà. Ma chi volete sappia che i suoi capelli sono d'oro? Ma no! Voi siete bellissima principessa, non volete mai uscire dal castello. Vostro padre ne soffre, una bella principessa che non vuole mai uscire. Lo sai, Graziella, perché non voglio mai uscire, quindi basta. Oh, mi ruberanno capelli, rimarrò pelata. Calmatevi. Ora vi preparo un bel dolce con la ricotta e con quella cremina marrone che si chiama. Sì, la Nutella, è buona il dolce con la Brava. Allora andiamo di là in cucina, così vi calmate, e vi insegno a fare il dolce. Andiamo. Mentre la principessa e la dama vanno a preparare il dolce, entrano il re e il mago e un macchiotto. Del macchiotto mi ha fatto venire perché la cosa è complicata e nessuno deve sapere quello che vi sto per dire. Ma dite pure maestà, sapete benissimo che sono tutti nello segreto. Cosa si tratta? Vedi, Mago per macchiotto, sapete che la mia figlia Benedetta, la regina di questo castello, ha i capelli d'oro? Sì, volete dire colore dorato? Io insomma, no? No, d'oro 24 carati. Per questo motivo non vuole mai uscire, perché ha paura che qualche giovanotto malintenzionato gli derubi e lei rimanga pelata. Capisco. Sapete che per voi fare qualsiasi cosa, ma non capisco come posso aiutarvi. Vedi, dovete fare una porzione magica per fargli tornare i capelli normali, come tutte le ragazze, e allora potrà uscire e incontrare il principe Arturo. Sì, certo, sì, può darsi, chissà, non so. Ma come può darsi, certo, sì, chissà. Ma come parlate, cosa dite? Ma siete o non siete un mago? Ma sì, è che maestà, è tanto tempo che non faccio più pozioni, infusi, magia, capito? Ma per questo magari. Ho capito, non siete capaci. E allora, cosa farò? Vi manderò via da questo castello. Lo farò venire per mago famoso che non ricordo il nome. Come si chiama il mago famoso? Ah, Merlino. No, maestà, certo, scherzavo. Vedrà, se sono capace, vedrà, non si preoccupi. Vado a tempo, non si preoccupi, maestà. Che scherzi stupidi però, E d'accordo, non vi farei ragione e vi sia non ce la fare. Va bene, Capito? d'accordo, maestà. Senz'altro, sono del mio Ha tempo, detto che la mia mamma che quella punta non è. povero, che faccio? È da tanto tempo che non faccio pozioni, magie. E poi
Dove ho messo il libro delle ricette? Oddio mio! No! Me l'ha preso Magamagò! Cappero! Adesso come faccio a chiamarla col pensiero? Non mi posso trovare un attimino? Magamagò, dove sei? Magamagò! Aiutatemi anche voi bambini a chiamare! Magamagò! Sì, vieni per favore, vieni dal tuo maghetto preferito! Ma dove sei? Ma vieni per favore! Eccomi! Tutto pancione! Finalmente sei arrivata, ma sei diventata vecchia! Lo sai, ci vuole l'antenna! Lo sai che io se mi sposto dopo mi vanno via i poteri magici, lo sai, no? Vero? Ma dove l'hai dei poteri magici? Senza il libro che non vale niente! E poi ascolta, perché mi hai disturbato? Io ero dal parrucchiere, ma poi mi bella, guarda che fai i capelli! Sì, sei bella, sei bella. No, dai, guarda il libro delle ricette, ti prego, guarda. Perché mi manca, devo fare una funzione, non c'è. Ah, va bene, ti vado a prendere il libro delle ricette. Ma mi raccomando, non mi disturbare mai più, perché io devo fare più bella. Sono bella, bambini? Sono bella. Allora ascoltami, io vado, e non mi chiamare più, perché altrimenti mi trasformo in un minion. No, sai quello con l'occhio solo? No, per favore. Sì, allora io vado via. Vai presto, per favore, guarda, aspetta nel giardino. Ciao, Per ciao. favore, portalo, d'accordo. Nel frattempo, nel medesimo istante, un po' più lontano, in un altro castello, viveva un principe di nome Fagiolone, molto strano, ed era stato acquisito come incantesimo fatto dalla strega Correggina. Infatti, una bella mattina, Correggina andò al castello del principe. Come bello il principe! Oh, io lo amo tantissimo, ragazzi! È bellissimo, stupendo, favoloso! Ma lui non mi ama! Eppure sono bella! Eppure sono alta! Eppure sono snella! Quasi! E lui non mi ama! Ma perché? 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 Buongiorno! Com'è bello! Regina, come state? Adesso che la vedo benissimo. Senta un po', non avete mica visto un libro di racconti d'amore? Lo stavo cercando perché ci sono delle storie d'amore che mi fanno sognare. Oh no, principe, non ho visto libri, ma se vuole venire con me nel giardino possiamo cogliere dei fiori e lei me li può regalare. Mi piace signorina, ma io i fiori li coglierò solo a una ragazza che farà battere il mio cuore, mi dispiace. E io? Non lo so, io però ora devo andare perché mi venuta tanta fame. Oh, principe, non vada, glielo preparo io un pranzetto favoloso. Ho imparato tutto dalla paroti, da cracco, da canavacciuolo, glielo faccio io. Allora sarò felice di accettare. A dopo. Gli farò un pranzetto così buono, ma così buono che mi riempirà di baci e mi amerà per sempre. C'è solo una cura, io so che lo sai, è una stanza vuota, io mi fiderei. Bravo, puoi capire cose che non vuoi, sei tuo guaritore.
Andiamo! Principe! Oh, che buono del vino che stento! Proprio tanta frase, ma se mi siete volato? Sento di fagioli. Sì, ma sono fagioli fatti con amore per lei, principe! Prego! È bellissimo! Bellissimo! No. Abbiamo già visto la strega. Guarda quanto tempo mi ha fatto aspettare prima di portarmi questo libro di ricette. Oh, vediamo un attimino di cosa ho bisogno, Rebecca, daglielo te un po'. La principessa. Oh, un po' di ali di mosca. Vediamo Non ti riesce da un po'. Fai vedere. ali di mosca. Ecco. 2 occhi di moscerino gigante. Senti, è simpatico Giovanni. 3 occhi di gufo cinese. Simpatico. Ha detto le pezze. E 3. Una spruzzata di pannella. La porzione è pronta. Ecco qua. Dama! Dama! Chiamate il principe e la principessa, tutti devono venire qua. La porzione è pronta, venga. Dama! Dama! Allora, la porzione è già va bene? Così perlomeno la principessa sarà tranquilla e verrà. Come sono contenta! Così la principessa sarà felice, felice! Certo. Possiamo andare nei boschi, possiamo andare per i paesi vicini, possiamo conoscere altra gente, possiamo andare a mangiare da Biancaneve e poi possiamo andare a ballare con la piccola fiammiferaia e generale! Si dice la testa al Lei, chiamate la principessa che la porzione è pronta. Dai, riusciremo senz'altro a farci dire capelli di modi. Non in bocca. Voglio farti un regalo, un bellissimo regalo. Il presente quando del vecchiotto ho fatto una crema da spalmare sui capelli. È vero che le rende morbidi? Certo, un balsamo, principessa, potentissimo, vedrà, se le renderà i capelli morbidi non più tono. Possiamo procedere?
problema. Ma niente, non succedeva proprio niente. I capelli della povera pisellotta continuavano a rimanere rigidi e non volevano ammorbidire. La principessa si guardò allo specchio e cominciò a piangere perché capiva che non avrebbe mai potuto incontrare un principe d'amare. E piangendo andò via nelle sue camere. Anche il re e Pennacchioccio, tristi e delusi, si ritirarono nelle loro stanze a pensare. Passarono pochi giorni finché il mandato di corte Amedeo Monzetta, che voleva molto bene la principessa, decise di tornare di nuovo e chiamò Pennacchioccio. Amedeo Monzetta era un po' vecchiotto e con il passare degli anni era diventato anche un po' sordo. Ma quanto arriva? Oh, mi deve fare un favore, solo lui può farlo. Non ce la faccio più a vedere la principessa così. E solo lui mi può aiutare. Spero, spero sì, perché l'ultima volta non è che la pozione sia stata fatta bene. I capelli sono rimasti qua. E avete fatto chiamare? Oh, io fare male. Perché ti devo toccare in mano? No, tu non puoi fare. È vero che l'ultima volta la pozione non è andata bene, però tu vuoi toccare in mano, anzi, ti devo parlare, ti devi fare un grande favore. Dite pure, sono tutto vecchio. Sono diventato vecchio? Ma come ti permetti parlare così a me? Orecchio. Dite pure, mi sto a sentire. Che mi vuoi finire? Io chiamo le guardie, Perché mi vuoi venire? Io non ti ho fatto niente! Sentire, andate avanti, non riesco a seguire. E devo andare avanti e tu mi vuoi seguire. Perché mi vuoi seguire? Io non devo andare da nessuna parte, ti devo parlare. Dite pure, vi ascolto! Oh, perché gridi? E pensi che sia sordo? Dunque, Sì. c'è un castello nel regno di là. Nel regno di là. Sì, quello passato il fiume asciutto. Il fiume asciutto. Che c'entra il prosciutto ora? Ma perché pensi sempre a mangiare? Basta mangiare! Oh, ti dico una cosa, è un po' di tempo che tu, secondo me, sei diventato sordo. Fatti vedere, caro Bernacchione, fatti vedere. Dove eravamo rimasti, signor? Al fiume asciutto. Ma dove si trova questo castello nel regno di là, passato il fiume asciutto? È il deserto bagnato. Passato il fiume asciutto e il deserto bagnato. Signor Milare, io non l'ho mai visto. Il fiume asciutto e il deserto bagnato. Deserto abbandonato. Chi è che ha abbandonato Filippo? E perché l'hanno abbandonato? Senti, fammi finire di parlare, se no poi perdo il filo del discorso. Sì, sarà meglio, sì. Nel regno di là, quello passato il fiume asciutto e il deserto bagnato, c'è un castello dove vive un principe. Che se incontra la nostra principessa e se ne innamora in 449. 448. Ah, un bel giovanotto, sì, lo so che è un bel giovanotto, lo conosci anche tu. Quindi allora tu che devi fare? Devi preparare una cosa per far addormentare la principessa quando è sveglia, così da questo castello Anche la Rebecca viene. il castello dove c'è il principe, quello è il regno del Patirassi, quello passato, il fiume asciutto e il deserto bagnato. Hai capito? Hai capito? Andiamo a preparare questa pozione, tu vai, che io c'ho da fare, ti muovi, io vado via, Pennacchioccio tutto quello che ho detto diceva di sì, ma non aveva capito proprio niente. L'unica cosa che aveva capito era che doveva preparare una nuova pozione per aiutare la triste principessa, perché anche lui le voleva molto bene e la voleva rendere allegra e felice. Avendo il caso parlare, si mise subito alla Oh. Vabbè, questa volta devo solamente far addormentare da sveglia la principessa. Basta trovare il libretto delle ricette e... No! È tornato un'altra volta, ma me l'ha ripreso. Ma questa volta io mi strappo i vestiti, mi strappo i capelli, la strangolo quella lì. Maga, per favore, ma dove sei? Vieni a portarmi questo libro. Ma dove sei? A Fattivella, dalla Sarda, dove sei? Ascoltami, ma è possibile che tu mi chiami sempre quando
Ma cosa stai dicendo? Non è io stasera ho un appuntamento con un cavaliere. Hai tanti cavaliere! Tante cavaliere, sì, magari quelli con la corazza, con il metto, così perlomeno non vedano quanto sei brutta e vecchia. Ma cosa stai dicendo? Comunque guarda, questo è il tuo libro, io te l'ho riportato e che non mi disturbare mai più! Hai capito? Non prendere mai più questo. Perché io devo andare a farmi bene, sono bella bambina! Bellissima, bellissima! Ma che potrebbe essere? Jessica Lange! No, adesso io guardiamo un po', deve fare questa funzione per fare commentare della Calvegna la principessa. Andiamo a pagina 10, che dovrebbe essere qui, eccolo qua. Dunque ci vuole un po' di sale dolce, sale dolce, sale dolce, sale dolce. Eccolo qua, un po' di zucchero salato. Erba notturna, erba notturna. Un po' di nebbia. E tanto sonno di balena. No, il sonno di balena terminato. C'ho solamente quello di tartaruga gigante e quello di lumaca veloce. Non è che qualcuno c'ha un po' di sonno di balena, no, Va bene, ci metto il sonno di tartaruga gigante. Eccolo qua. Ecco qua. Siamo al posto, manca solamente un pallotto di vento. Pallotto di vento che dovrebbe essere questo. Sa. A posto siamo. Adesso vado a prendere una bella scatolina e ci metterò questa bella pillolina che uscirà da qui dentro. Vedrete, Caramagamago, diventerò famoso! Davvero, tutti i giudari parleranno di me, i cantastrane parleranno di me, diventerò Cosa stava succedendo nel frattempo al castello del principe Fagiolone? Povero principe, dopo l'incantesimo fatto dalla strega Scorpicina, non riusciva più a trattenersi e tutte le volte che si muoveva sembrava che si scatenasse un terremoto. Il puzzo si era propagato per chilometri e chilometri e tutti quelli che gli facevano visita entravano con il naso tappato. Se le province che avviene laggiù, che vedi pochi di più. Principe, in giardino sono morti zanzare, ragni e tutti gli insetti per la grande puzza. Anche gli uccelli hanno smesso di cantare. La puzza si è propagata per chilometri e chilometri.
passare? Oh, buongiorno! Che tormento! Non mi posso nemmeno alzare che... Vi prego, aiutatemi! E Lorenzo si sta buttando! Gli animali non vengono! I cortigiani scappano e la servitù si ammala! Vi prego, aiutatemi! Ho trovato mio principe, il grande pensiero, e che sta bene, e mi ha suggerito la soluzione. Dobbiamo trovare una principessa con i capelli d'oro, amarla, baciarla, sposarla, e tutto si risolverà. Ma dove la trovo io? Una fanciulla dai capelli d'oro? E anche se ci fosse, non potrà stare con me, amarmi, baciarmi, scusarmi. È difficile trovare una fanciulla dai capelli d'oro. È come trovare un ago in due pagliari. No, non dubitate, non abbiate timore. Dobbiamo rivolgerci a Cecco Caccolone, il ladro più famoso del mondo. Sono sicuro che lui conosce una fanciulla con i capelli d'oro. Vado a chiamarlo. Voi riposate, fate un pezzo dell'ino e io ve lo porterò. Dopo arrivano Mangiaterra e ladro Caccolone, il principe dorme e allora Mangiaterra racconta a Cecco tutti i problemi che affliggono il povero principe. Gli racconta che una strega gelosa le ha fatto un dispetto e che da quel giorno i ragni non fanno più le ragnatele, le farfalle non volano processioni e gli uccellini non ci guettano più. A corte sono tutti tristi e girano con una maschera sul naso. Avete fatto bene a chiamarmi. Io ho girato tutto il mondo, in lungo e in corto, in largo e in stretto. Ho visto cose mai viste. Ho sentito cose mai sentite. Io sono il ladro più famoso del mondo. Mi chiamo Cecco Caccolone. Dimmi, ma lo sapete perché mi chiamo Cecco Caccolone? No, perché io sono il caccolo più grande del mondo e le più numerose. Volete dimostrazione che sono bravo a rubare? No, non importa, non vi credo, lo so che siete bravi a rubare, ma noi abbiamo fretta. E qui non si respira, c'è il principe si studia, comincia a fare pernacchi all'infinito. Nessun problema, mettiti a sedere, mangia terra. La soluzione ce l'avete, qual è? Ho sentito, c'è un paese molto lontano, attraversato il fiume asciutto e dopo aver attraversato il deserto bagnato c'è un paese in mezzo alla strada dove vive una principessa con i capelli d'oro. Il giullare Amedeo, che è amico mio, mi scriverò una lettera e gliela manderò con un bisogno viaggiatore. Avete un bisogno viaggiatore? Sì, lo vado subito a chiamare, Vieni, piccione, vieni, eccolo, questo è il piccione più veloce al mondo e sono sicuro che in soli 2 giorni porterà a destinazione il vostro messaggio. Bene, io scrivo il messaggio con la mia amica.
amico Amedeo, tu che ami la tua principessa e io che amo il mio principe, perché non ci troviamo fra 2 notti, 7 mezze ore, 4 attimi nel posto dei parpagliosi, sai, quegli animali belli e nebruti che ogni tanto si arrabbiano, e facciamo incontrare i 2 giovani, il amato Cecco Cancolone. Ecco, In soli 2 giorni porterà a destinazione il vostro messaggio. Forza Ryanair, forza! Oh! Intanto il mago Bernardiotto, che era andato a prendere la scatolina, torna e guarda se la pillola da dare alla principessa è pronta. La prende, la mette nella scatolina. La luna era piena nel mese di Martullo e molto probabilmente questo avrebbe favorito l'incontro. Intanto il giullare Amedeo va a trovare Bernardiotto. Ditemi, come faremo a far bene questa pozione alla principessa Pisellota? La mettiamo nel fagotto. Ma quale che fagotto? Ma tu non capisci niente, sei diventato vecchio. Ma che fagotto? Ultimamente è molto arrabbiata per tanti capricci. Lo so che hai capelli ricci, c'è bisogno che me lo dici. Ultimamente sei proprio rintronato. Fatti vedere, amico mio, Rintronato sarai tu, cavolo, che cavolo, anzi guarda, e me ne si vado a chiamare la dama di compagnia, così le darei la pasticca, ecco. È ricca? Beato lei che è ricca! Senti, ma non possiamo perdere tempo! Vai a chiamare la dama, vai! Io ci provo a potere, ma lei non mangia e non beve da 2 giorni, dice che vuol morire, tanto che l'Italia è sempre rinchiusa nel castello. È proprio la sua vita che deve prendere questa pasticca, così per noi non si addormenterà, ma non sdraiare, in piedi, mi guarda così la potrebbe accompagnare fino alla castello, dove c'è il principe Fagiolone, capito? No! Il principe fagiolone, quello quando si muove e fa le pennacche. D'altronde sì. Ma non si muore, puzza un po', ma non si muore. Ma non perdiamo tempo. Noi dobbiamo addormentare la principessa, dobbiamo convincerla a prendere la pasticca. Vogliamo andarla a chiamare per favore? Ecco principessa, questa è il mago Bernardiotto e il giullare Amedeo e sono venuti qui per farti prendere questa pasticchina e dice che ne avrai i capelli belli come tutte le fanciulle, dorati ma non dori, luccicanti ma non preziosi. Basta un poco di zucchero da va giù, non brillerà di più. Se il pettino sei lì, Bravo! Adesso lo possiamo far camminare. di qua e di là, ma nonostante il suo tappato c'è sta mai di 50 anni, lui sa che allora più lieve il suo lavoro.
va giù, tutto brillerà di più. Principe Fagiolone, accompagnato dal ladro Ceppo Cappoloni, e la principessa Pisellotta, accompagnata dalla maga Piotto, escono dai loro rispettivi castelli per recarsi nel bosco degli Sparpaglioni. Questi erano animali né belli né brutti. Per fortuna non siamo nel mese di ottobre, quando c'è la luna vuota e loro si arrabbiano, ma siamo nel mese di maggio, con la luna piena, e loro sono tranquilli. Cammina, i due principi, uno a destra e uno a sinistra, arrivano al punto previsto per il loro incontro. Sopra un foglio di carta non vedi il sole giallo, ma se piove due segni di vino ti danno un Siamo bello. ragazzi nel bosco degli Sparpaglioni. Fortuna che non è il mese di ottobre e non c'è la luna vuota, e così gli animali non si arrabbiano, lo sa benissimo. Principe, siamo arrivati nel bosco dei Sparpaglioni, ma state tranquillo, gli animali non sono arrabbiati, siamo nel mese di Marzullo e c'è la luna piena. Ma io sono molto stanco, ma quando arriviamo, Ah, che tormento! Che sento già questo? Ci siamo, ora lasciateci soli, Ora dite a tutti che ora poi si può portare qualcosa, va bene? E preparate tutto per il matrimonio. Sì, va bene, la sposerò, va bene. Vedete i capelli? No, non si può tagliare i capelli alla fanciulla che io sposerò. No, non si può, va bene. Andate, ora fate rimanere su, va bene. Principe, ecco a voi la principessa. Com'è bello, mio principe. Oh, fanciulla dai capelli d'oro. Io vi già vi amo e vorrei venire a vivere nel castello con voi. Fanciulla dai capelli d'oro, se venite nel mio castello, io vi sposerò, va bene? Evviva ragazzi! Il principe non va bene per nati, no! È la principessa!
dove la fantasia la fa da regina e dialoga bene con i nostri bambini. Ancora grazie, grazie di cuore. E questa commedia è stata scritta da Eugenio Poli. Vi ringraziamo per la pazienza, vi ringraziamo anche perché è difficile tenere bambini così piccoli e insomma all'attenzione al teatro. Vabbè, spero siete grandi. Noi questa commedia qui l'abbiamo già fatta anche per un'altra scuola, siamo andati proprio nella scuola Cecina, una scuola primaria, quindi speriamo di portarla anche in giro per altri bambini anche più grandi, insomma poterla portare anche nei prossimi anni. Grazie a voi, arrivederci.